Governatore del Veneto Zaia scrive una lettera al Premier Conte assieme ai colleghi di Lombardia ed Emilia Romagna, chiesti tempi rapidi e certi per l'autonomia. È scappata dall'ospedale di Padova con il figlio di 2 anni, una mamma con problemi di tossicodipendenza, ora ricercata dalle forze dell'ordine. Truffa aggravata sul prepensionamento di 11 lavoratori in un'azienda che gravita tra Vicenza e Trento, 12 indagati dalla Guardia di Finanza. Ancora incidenti di caccia nella Marca, spara al fagiano ma non si accorge dell'amico, lo colpisce in pieno volto, l'uomo rischia di perdere la vista da un occhio. Un'azienda agricola attiva da mezzo secolo a Piombino Dese in ginocchio dopo la razzia di trattori qualche giorno fa, la rabbia dei titolari. Respinto il ricorso dei prigionieri di guerra degli americani partiti volontari per gli Stati Uniti a lavorare privati delle loro paghe, il governo italiano non li risarcì mai. Lutto nel mondo del cinema, è morto Bernardo Bertolucci, presidente di giuria a Venezia nell'83, 2013 fu Leone d'Oro alla carriera nel 2007, il presidente della Biennale Barata dice uno dei più grandi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali dunque in primo piano, parliamo di autonomia e parliamo di una lettera partita questa mattina, direzione Palazzo Chigi, e firmata dal governatore del Veneto Luca Zaia, ma anche dai colleghi governatori di Lombardia, Fontana e Bonaccini dell'Emilia Romagna. Una lettera diretta al Premier Giuseppe Conte in cui si chiedono tempi rapidi e certi per arrivare alla redazione dei conseguenti disegni di legge sui quali sarà chiamato a esprimersi il Parlamento. Il tema è quello appunto dell'autonomia del Veneto. Nella lettera i 3 governatori sottolineano come il percorso intrapreso rappresenti una opportunità importantissima non solo per i rispettivi territori ma per l'intero Paese, con una logica finalizzata, scrivono, a riordinare e semplificare il funzionamento delle istituzioni, ammodernare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, ridurre i tempi di risposta alle esigenze delle imprese. Una richiesta, quella dell'autonomia, che per quanto riguarda, come sappiamo, Veneto e Lombardia è stata suffragata dal referendum del 22 ottobre 2017. Di qui l'appello rinnovato e pressante al Premier Conte affinché si arrivi, come detto, a tempi certi e rapidi, quindi il pressing del Veneto per l'autonomia. Ne parleremo ampiamente questa sera, sentiremo anche dalla viva voce del governatore del Veneto Luca Zaia, il proposito, peraltro governatore che questa mattina è partito poco fa alla volta di Tokyo, dove assieme al presidente del CONI Malagò, al collega governatore della Lombardia Fontana e ai sindaci di Cortina e Milano, domani presenta ufficialmente la candidatura di Cortina Milano per le Olimpiadi Invernali 2026. Adesso la cronaca è la cronaca di una fuga, la fuga di una mamma con problemi di tossicodipendenza che prende il figlio che si trovava in ospedale temendo che i servizi sociali lo portassero via. L'ha portato via e è fuggito con lui, ed ora le forze dell'ordine sono sulle sue tracce. È entrata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova e ha portato via il suo bambino di 2 anni che si trovava ricoverato lì perché temeva che i servizi sociali lo allontanassero da lei. La donna, una mamma di 40 anni con problemi di droga, ha agito di nascosto dai medici, approfittando del grande viavai di parenti e amici che la domenica mattina affollano la struttura per andare a trovare i suoi piccoli ospiti. Quando il personale sanitario si è reso conto che il bambino, in attesa dell'esito di alcuni esami, non c'era più, ha lanciato l'allarme alla polizia, che ha immediatamente avviato le ricerche. La donna, originaria dell'Alta Padovana, potrebbe essersi rifugiata da qualche parente o amico che forse è all'oscuro di quanto accaduto. La quarantenne, stando a quanto si apprende, non è riuscita a risolvere i suoi problemi di tossicodipendenza. Per questo il suo caso era stato segnalato al Tribunale dei minori e ai servizi sociali del comune della provincia di Padova in cui risiede. Un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato a un decreto di sequestro emesso dal GIP con un vincolo su numerose disponibilità finanziarie, un'autovettura, un immobile e poi anche a 12 indagati. L'inchiesta, avviata alcuni mesi fa, quando i funzionari hanno avuto i primi sospetti sulla condotta di una società per azioni che gravita tra Vicentino e Trentino, attiva nel settore della legatoria industriale. L'accertamento ispettivo ha riguardato il prepensionamento di 11 lavoratori per i quali l'azienda ha sfruttato indebitamente le disposizioni della norma che riconosce il diritto al prepensionamento per i lavoratori del settore editoria poligrafico con requisiti ridotti rispetto a lavoratori di altri settori, in presenza del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
il responsabile dell'azienda, gli altri 9 dipendenti dello stabilimento sono tutti quanti stati indagati per truffa aggravata a vario titolo. Continuano i drammi durante la stagione della caccia, soprattutto nella Marca Trevigiana. Della Marca Trevigiana il caso di un cacciatore, peraltro al primo giorno di uscita, che ferisce un amico in modo molto grave. Spara il fagiano ma non si accorge dell'amico che nel frattempo era salito su una collinetta e lo colpisce in pieno al volto ferendolo. Ora l'uomo rischia di perdere la vista da un occhio. Ancora un incidente di caccia in provincia di Treviso. È accaduto ieri a Volpago del Montello. Protagonisti 3 amici cacciatori che avevano deciso di trascorrere la domenica a caccia nelle campagne di Borgo Martignago. A sparare un 32enne del posto che da poco aveva iniziato a praticare la caccia, ora è indagato per lesioni. Vittima l'amico, 40 anni, anch'egli residente a Volpago. Subito soccorso dai compagni prima, dai sanitari del 118, poi l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Treviso con l'elicottero. Le prossime ore saranno decisive per capire l'entità delle lesioni riportate. Allora la sicurezza, un'azienda agricola attiva da mezzo secolo a Piombino Dese in ginocchio dopo una razzia di trattori. In più di 50 anni di attività sui campi e in stalla, Fiorenzo Mason questa non se la sarebbe mai aspettata. Lunedì scorso, al mattino presto, dopo aver dato come sempre da mangiare alle sue mucche, è andato nella rimessa a prendere uno dei suoi trattori. Ho aperto il cancello qua, il portone, ho trovato il deserto. Ho girato gli occhi e ho visto che manca tutto. 3 trattori? 3 trattori. Cioè, mi sembrava impossibile. Il cancello era chiuso, il portone era tutto... Ma forse mi sto sognando, ho detto. Forse mi sto sognando. Uno shock. 3 trattori di varia potenza, tutti piuttosto recenti, eccoli in foto, spariti dalla fattoria. Chi l'avrebbe mai pensato? Un danno di circa 150.000 euro. Subito, cioè, non riuscivo neanche a camminare. Mi sentivo proprio, ho detto, ma qua cosa è successo? È una... cioè, il mio lavoro che è da 50 anni che lo faccio, trovarti così senza che uno viene dentro a casa tua ti porta via tutto, non ti lascia niente. Le chiavi di uno dei mezzi erano sul quadro di accensione, le altre a portata di mano proprio perché nessuno in campagna pensa che un trattore possa sparire. E a quale scopo poi? Non so, c'è una cosa impensabile, ce non è mai passato per la testa di portassero via i trattori. I paesani si sono offerti di prestare il trattore ai Mason. Riacquistare 3 mezzi del genere è un investimento di oltre 200.000 euro. I Mason pensano intanto al noleggio per non fermare un'azienda che oggi ha 500 bovini da carne alimentati da cereali coltivati su loro terreni. Ai Mason la solidarietà di un compaesano importante. È una bella azienda e noi rischiamo di perdere una bella azienda e un giovane imprenditore perché qualche signore, che io spero un giorno che venga consegnato alle patrie galere, viene qua e porta via loro gli strumenti di lavoro. Serve la certezza della pena e serve un atteggiamento diverso nei confronti di chi delinque. Ed ora la questione dei sequestri dei rifiuti pericolosi nelle cave tra Paese e Noale. A Paese sabato scorso di nuovo la protesta dei residenti che chiedono venga subito bonificata la zona, in contemporanea però la presa di posizione anche della regione che conferma come i responsabili fossero già stati diffidati più volte. Infuria la polemica sui rifiuti depositati nella cava Campagnola di Padernello di Paese. Da una parte i comitati dei cittadini che chiedono la rimozione immediata delle 200.000 tonnellate di materiale messo sotto sequestro dai carabinieri forestali, ma anche l'individuazione dei responsabili a tutti i livelli di questa discarica illegale. Perché il dato di base è che questo sito, pur essendo esaurito da tempo, è comunque ancora estrattivo e che per questo non può essere usato in ogni caso come centro di stoccaggio. Cittadini che chiedono come mai i viaggi di 10.000 tir per portare quelli
quelli che sono stati definiti a tutti gli effetti rifiuti, di cui 5.000 metri cubi contenenti amianto, siano passati inosservati e come le numerose diffide da parte delle regioni non siano diventate denunce all'autorità giudiziaria. E dalla regione è arrivata la risposta, proprio partendo dalla serie di indicazioni di rimozione immediata inviate sin dal 2016 alla Cosmo, la ditta che ha in carico il materiale depositato a Padernello. Regione che specifica come tutta la partita della conversione dell'area in sito industriale fosse comunque subordinata alla bonifica e che questa dovesse comunque avvenire indipendentemente dalla valutazione di impatto ambientale. Un caso che sotto il profilo giudiziario durerà a lungo e per questo aumentano i timori da parte dei cittadini sul possibile inquinamento delle falde. L'acqua è a pochi metri dal deposito dei rifiuti e la contaminazione, se non ci sarà una bonifica immediata, rischia di avvelenare i pozzi artesiani di centinaia di case a Quinto e Morgano. La Marca in fiamme nella notte a San Giuliano e si sospetta il dolo. Ci aggiorna in diretta telefonica per noi Tiziana Bolognari da Mestre. Tiziana. Buongiorno a voi. Gli inquirenti lavorano per accertare le cause del rogo che sabato notte ha distrutto un'imbarcazione da trasporto ormeggiata al pontile di San Giuliano. L'ipotesi preponderante è quella del dolo, dato che sarebbero stati trovati più punti di innesco delle fiamme. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute con 2 automezzi da Mestre, un'autopompa lagunare da Venezia e 12 operatori sono riusciti a spegnere le fiamme del topo evitando l'estensione alle altre imbarcazioni vicine. È il nucleo investigativo antincendio territoriale dei Vigili del Fuoco a vagliare gli accertamenti eseguiti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incendio. I danni si aggirerebbero attorno ai 100.000 euro. La barca era di proprietà della ditta Turra Vanni, una delle società che hanno dato vita al Consorzio Trasportatori San Giuliano e che operano da anni sulla piazza veneziana. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani, una notizia di cronaca che leggiamo online sul sito di Treviso Today, quindi siamo dalla Marca trevigiana, ancora Vigili del Fuoco al lavoro, allarme della notte, poco dopo le 3.05 presso l'impianto SNAM di via Fossalunga Estrana, per una fuga di gas metano provocata dalla rottura di una tubatura in una cabina. Sistema d'allarme subito scattato, ha automaticamente chiuso il tratto di condotta interessato al lavoro fino all'alba i Vigili del Fuoco per questa perdita di gas. Restiamo dalla Marca trevigiana e parliamo di una storia davvero incredibile, reduci di guerra che attendono delle paghe, soldi che è loro diritto avere dallo Stato italiano, ma che lo Stato italiano non ha mai dato loro e che arrivavano dagli Stati Uniti. Sentite questa storia che riguarda appunto anche la Marca trevigiana. Speravamo che lo Stato fosse uno Stato serio e invece non è così. La guerra non va mai in prescrizione, ma che stiamo scherzando? Ad andare in prescrizione, secondo la Cassazione, è il diritto di quei soldati italiani che durante la Seconda Guerra Mondiale vennero fatti prigionieri dagli inglesi e poi consegnati agli americani all'armistizio di fronte al bivio se restare fedeli al duce o andare a lavorare negli Stati Uniti, scelsero quest'ultima via. Così fece allora ventenne il montebellunese Bruno Dalla Lana. E questo ha fatto sì che mio padre andasse a lavorare in un'azienda agricola là del posto e con i soldi che gli davano, insomma, una parte se li teneva, una parte li teneva lo Stato americano per poi darli allo Stato italiano, che una volta che mio padre tornava in Italia gli venivano consegnati. 26 milioni di dollari che lo Stato italiano si è di fatto tenuto. Quando negli anni 90 saltò fuori il caso, in 96 fecero ricorso, ma solo in 26, tra cui Dalla Lana, sono arrivati all'ultimo grado di giudizio. La Suprema Corte ha ora deciso che, pur essendo palese che quei soldi spettavano loro, il diritto azionato è prescritto. Lui doveva avere qualcosa e invece i nostri giudici, i nostri politici, i nostri governi fanno così, tanto per passare il tempo. Non si parla di spiccioli, tra interessi e rivalutazioni a oggi quasi 1 miliardo di vecchie lire. Nessuno al rientro in patria avvisò quei giovani dei soldi che spettavano loro. Più tardi lo Stato si difese sostenendo di aver diramato la notizia attraverso giornali e radio.
Nel 48, quando mio padre è venuto a casa, o nel 50, i giornali non si sa neanche cos'erano qua, la radio non c'era, già era un paese da ricostruire, no? Andare a prendere il giornale ogni mattina a vedere se il governo italiano ti scriveva questo o quest'altro. Una beffa, l'ennesima, per ragazzi che dopo il conflitto si ritrovarono con una vita e un paese da ricostruire. Il legale della famiglia ipotizza un ulteriore passo, un ricorso alla Corte europea. Nel frattempo viene da chiedersi che fine hanno fatto quei soldi. Lo sa, avrei proprio piacere di sapere chi li ha in tasca sti soldi, piacerebbe proprio saperlo, andare a rubare i soldi di persone, mandato in guerra a 20 anni, prigioniero, in America lui si è imboccato le maniche, si è messo a lavorare e il frutto del proprio lavoro dove è andato a finire? Non so. Fondi che invece arriveranno sono quelli che partono un po' da tutto il Veneto verso la montagna ferita. Una mano tesa viene anche da Cazzago di Pianiga, iniziativa di 4 giovani che hanno coinvolto il paese intero per contraccambiare la solidarietà ricevuta nel post-tornado del 2015. 57 scatole di scarpe trasformate in cassettine per raccogliere atti concreti di vicinanza e solidarietà con le popolazioni della montagna veneta flagellata dal maltempo di fine ottobre. Parte da Cazzago di Pianiga, epicentro del devastante tornado che nel 2015 distrusse i territori della riviera del Brenta, l'iniziativa di 4 giovani che hanno coinvolto il paese intero per restituire l'affetto ricevuto 3 anni fa. È un'iniziativa volta a raccogliere fondi per il bellunese, ma non solo per il bellunese a Gordino, ma anche per il Vicentino, litorale di Venezia. Quindi questa raccolta fondi sarà interamente devoluta all'IBAN della Regione Veneto. Non è la prima volta che Cazzago si dà da fare, lo sanno bene i cittadini di Bovolenta e Casalserugo colpiti dall'alluvione del 2010 che ricevettero sostegno per lenire le ferite di un disastro senza precedenti. Noi c'eravamo e abbiamo teso una mano, dice Emanuele Benetti, e nel 2015 ci hanno teso una mano. Oggi tocca di nuovo a noi. Abbiamo riproposto questa iniziativa che fortunatamente si sta espandendo non solo a Cazzago ma anche ai comuni limitrofi e non, quindi parliamo di Dolo, Mirano, Vigonza, Campodarsego e si sta espandendo. Garante della raccolta è il parroco di Cazzago di Pianiga, Don Davide, che con il sindaco e il consigliere regionale Gabriele Micheletto presenzieranno l'apertura delle scatole al conteggio della raccolta durante una serata evento prevista per il 21 dicembre prossimo alle 20:45 nella sala convegni del paese. L'incasso sarà consegnato al funzionario dell'istituto di credito che il lunedì successivo eseguirà il bonifico sul conto corrente aperto dalla Regione Veneto. La raccolta è già partita e la generosità appare infinita e a tratti commovente, come il gesto di un bambino che si è fatto accompagnare per deporre i propri risparmi nella cassettina esposta nella farmacia di via Monteverena. Nel paese siamo uniti da tanti anni, ci conosciamo anche un po' tutti in questo paese e quindi per noi insomma è un piacere e non solo anche un dovere, perché noi aiutiamo già tante persone nel sociale e anche questo insomma ci fa lieti. Ancora la cronaca, gita domenicale in bici fatale per un 68enne di Crespignaga. L'uomo ieri è morto in seguito a un malore mentre con un amico stava pedalando sulle colline di Cavaso del Tomba. Nonostante i soccorsi dei sanitari per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Adesso pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta. Ieri la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Solo qualche ora prima a Oderzo un importante e toccante convegno. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Un video in ricordo di Sara Anzanello, la campionessa di Ponte di Piave scomparsa un mese fa. Ha chiuso la serata Diciamo no alla violenza. L'anno scorso Sara era sul palco assieme ad altre atlete, testimonial di un evento che quest'anno ha voluto tributarle questo toccante omaggio. Una serata di informazione e riflessione organizzata dall'Associazione Amiche per la Pelle sulla violenza sulle donne, un fenomeno che purtroppo conta numeri allarmanti anche in provincia di Treviso. Siamo arrivati nel 2017 a 583 casi e stiamo abbondantemente nel 2018, ci avviciniamo a circa 600.
più 65 casi nei consultori familiari. Sul palco il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, la criminologa Roberta Bruzzone, che nel suo libro Io non ci sto più fornisce una serie di consigli pratici alle donne per riconoscere un manipolatore affettivo e liberarsene prima che sia troppo tardi. Attenzione, perché soprattutto il mondo delle relazioni affettive e intime può riservare veramente delle pessime sorprese. Confrontatevi con qualcuno che ne sa insomma, un po' più di voi, e soprattutto non lasciate che nessuno si arroghi il diritto di decidere quello che va bene per voi, quello che è giusto per voi. Per favore, io sono terrorizzata, venite, per favore. Pronto polizia, operatore 6. Mia mamma mi sta sollecitando e mio papà sta picchiando mia mamma. In primo piano al fianco delle donne contro la violenza anche la Polizia di Stato, che ha partecipato portando l'esperienza di tanti casi di violenza tra le mura domestiche, e non potevano mancare i giovani degli istituti superiori di Oderzo, perché la lotta alla violenza sulle donne comincia proprio dall'educazione dei ragazzi in casa e sui banchi di scuola. Come me l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto. Una notizia di cronaca dell'ultima ora: i carabinieri stanno cercando un uomo che sabato notte ha aggredito e rapinato una donna di 64 anni nella sua abitazione di San Donà di Piave. Il bandito si è presentato a casa della signora intorno all'una, ha suonato il campanello. Quando la padrona ha aperto, secondo quanto riferito dalla donna, l'ha colpita alla testa con un bastone e prima di andarsene si è fatto consegnare 1.000 euro in contanti. Questo dunque è purtroppo l'ennesimo caso di una rapina in casa. Adesso la morte di Bernardo Bertolucci, l'ultimo, forse davvero, come hanno detto in queste ore tanti, l'ultimo maestro del cinema italiano, morto a 77 anni. Fu Leone d'Oro della carriera nel 2007 a Venezia, fu presidente della giuria nell'83 e nel 2013, il presidente della Biennale Baratta ha detto sarà ricordato tra i più grandi del cinema italiano e mondiale. La filmografia parla per lui, dal successo scandalo di L'ultimo tango a Parigi, l'affresco storico di Novecento, gli Oscar e il successo internazionale con L'ultimo imperatore, Piccolo Buddha, La tragedia di un uomo ridicolo, insomma tanti film importanti. Anche il direttore artistico del Festival di Venezia, Barbera, ha detto il maestro di una generazione, ha dimostrato una cosa, che si può essere grandi senza compromessi e senza svendersi. E adesso parliamo del Natale, delle iniziative nelle varie città. A pochi giorni dall'inizio dell'avvento a Castelfranco sono partite le manifestazioni di Natale. Vediamo. Si accende il Natale sotto le storiche mura della città del Giorgione. Luci, bancarelle, l'atmosfera natalizia regnerà per un mese nel centro di Castelfranco, addobbato a festa fino al 6 gennaio. Fiore all'occhiello degli eventi il mercatino con 28 casette nei giardini pubblici lungo le mura. Il calendario di eventi del Natale castellano coinvolge anche il museo e la biblioteca. Per agevolare la mobilità cittadina, MOM ha messo a disposizione un servizio di bus navetta gratuito con un occhio anche all'ambiente. Un pulmino elettrico che farà diciamo così, da collegamento fra il centro storico ai maggiori parcheggi della città, quindi sarà un continuo percorso, quindi non ci saranno dei tempi di sosta, continuerà a girare, un servizio che partirà il prossimo weekend, quindi dal 1° di dicembre, tutti i sabati e le domeniche pomeriggio dalle 14 alle 19:30 circa. Il brand del Natale di Castelfranco, le mura su sfondo rosso, è stato regalato al comune dal Centro Atlantis per ragazzi disabili che hanno realizzato la locandina. È un regalo enorme che ci hanno voluto fare e che con grande orgoglio esporremo nei nostri punti e nella nostra città. Siamo in chiusura, vi ricordo la programmazione, la ricca programmazione di Antenna 3 di oggi, ore 13 fra pochissimo in diretta, poi questa sera 20:10 parleremo di Redland, il film sulle foibe, sulla tragica vicenda e storia di Norma Cossetto. Lo faremo con Elena Donazzana, assessore regionale all'istruzione, con Italia Giacca, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, un esule che ci racconterà la sua terribile esperienza. E poi questa sera Ring dalle 21:15, sicuri a casa nostra, questo è il titolo
Nella trasmissione di stasera il nuovo decreto sicurezza firmato da Salvini fa litigare ancora il governo, mentre la scure dell'Europa rischia di abbattersi con pesanti sanzioni sul nostro paese. Con Ferdinando Varino in studio ne parleranno Alberto Panfilio, sindaco di Cona, Nicola Talmi della CGIL, Roberto Ciambetti della Lega e l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere buono sul Triveneto ma con molte nubi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da locali foschie, nebbie e nubi basse, specie al mattino, ma in genere senza precipitazioni associate. Maggiori schiarite soleggiate saranno invece possibili a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime comprese invece tra 9 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà molto nuvoloso e spesso coperto sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche precipitazione sulle aree montuose, specie al mattino, sempre buono invece altrove. Anche in questo caso sarà più soleggiato a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile, non sono infatti previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sui settori di confine, spesso persistente. Più sole invece sui restanti settori con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 2 e 5 gradi. Massime oscillanti invece tra 8 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.